Questo è un bodyguard che tira fuori la pistola e minacciami, no, io non ci sto e io ho detto guarda, io sicuramente, sì, sinceramente non ho paura, non ho paura, sono sicuro che non mi può sparare, se mi spara allora sì, mi ha solo fatto la sorpresa che la prima volta, la prima volta che sento, di solito guardo in TV che uno spara, ma non ho mai visto una prima Non pensavi volta. di trovarti in una situazione del No, genere? no, io ero già in ritardo anche al lavoro, andavo anche in fretta, quindi ero già dall'altra parte, le ho solo detto guarda che sei sulla striscia, vai via da là. Dice di non aver avuto paura Kingsley, il 32enne nigeriano, intimidito con una pistola all'arcella da una guardia giurata dopo un diverbio per un parcheggio sulle strisce pedonali. Il vigilante, secondo la sua ricostruzione, non gli ha puntato la pistola, ma gliel'ha mostrata con fare minaccioso. No, no, non mi ha puttato, era seduto nella macchina, non è sceso, gli ha solo estratto la pistola e mi ha detto vieni qua che ti sparo. E c'è una cosa di 15 secondi, poi prima perché c'era anche i video e c'era delle persone tanti in giro che hanno fatto anche i video e anche la foto. Allora lì mi hanno chiamato, io stavo già andando via, è lì che mi hanno chiamato perché loro hanno sentito, perché io stavo già agitando e loro hanno detto sì, mi hai estratto una pistola, allora sparami. Allora la gente si è fermato, cosa è successo? Io gli ho detto guarda, dentro un battibecco, non ho neanche detto niente, mi ha detto prima lui stai zitto, io gli ho detto stai zitto tu, e questo estrae pistola, se allora ogni cosa che siamo stai zitto e quell'altro stai zitto e risponde quell'altro estrae pistola, allora non lo so io, ti giuro non lo sto. Kingsley vive in Italia da 18 anni, lavora a Cadoneghe e ha 4 figli. Mai avrebbe pensato di vedersi minacciato con una pistola. E non ti era mai successo una... No, no, no. Io sono cresciuto anche in ghetto in Africa, in Nigeria, non è mai successo, vedo, ma non è mai successo che uno mi punta la pistola, mi sembra strano, ma niente di che, niente di che. Sono qua a sporgermi le giunince. Ora il 32enne ha fatto denuncia ai carabinieri sperando che venga fatta chiarezza su un gesto che ha creato non poche polemiche in città.